E allarme all'ospedale Maggiore di Modica, dove si sono registrati altri 7 nuovi casi di HBCV, la cutis baldraccaginis chronicis viralis, che dal settembre di quest'anno si diffonde senza tregua. Mentre i ricercatori cercano di lavorare alla realizzazione di un vaccino, il ministro della Sanità chiede fondi al governo per iniziare una campagna di prevenzione mediatica. Il dottor Di Rosolini, caposquadra del nucleo di ricercatori, sembra alquanto turbato da un rischio di epidemia mondiale. Cos'è questa HBCV? L'HBCV. E finalmente ci troviamo di fronte a un problema, un virus reale, non come l'N1H1, la febbre suina lì, o la SARS, quella dei polli. Qua ci troviamo di fronte a una malattia reale, realmente irrisolvibile. E niente, ci stiamo lavorando. Esiste un vaccino? L'avete trovato? Purtroppo non ci sono vaccini. Come? Cosa? Dottore, devo andare. Un'ultima domanda, dottore. Devo andare, devo lavorare. Dopo la settima volta che ti ho trombata, mi hai detto che ti eri innamorata. Mi hai detto che non ti dovevo mai telefonare, perché mi dovevo far desiderare. Mi hai detto che ti avevo sempre colpito, invece di dirmi che avevi già uno zito. Guarda che questa non è affatto poesia, ma una brutta e grave malattia. La zoccolagine cronica, quando ti prende non ti molla più. E il tuo ragazzo che pena mi fa, che dalla porta non ci passa più. La zoccolagine cronica è una malattia diffusa ormai. Se vuoi capire se ce l'hai, guarda in faccia il tuo ragazzo, se sembra un cervo, contagiata sei. Hai detto al tuo ragazzo, ma io mica ti tradivo, perché come usavi sempre il preservativo. E con quel calzino in mezzo di lattice fatto sostenevi che tra noi non c'era un vero contatto. E con questa scusa alquanto perversa ti sentivi in pace con te stessa. Ma tu credi ancora in questa strana teoria, ma io ti ripeto che è una grave malattia. La zoccolagine cronica, quando ti prende non ti molla più. E il tuo ragazzo che pena mi fa, che dalla porta non ci passa più. La zoccolagine cronica è una malattia diffusa ormai. Se vuoi capire se ce l'hai, guarda in faccia il tuo ragazzo, se sembra un cervo, contagiata sei. Ti sei incazzata e mi hai detto: ma mi stai giudicando? Smettila, che così mi offendo. Ma che sei contagiata è la verità, e questo molto male ti fa. Solo che io sono sempre stato molto puro, ed è per questo che t'ho detto uno. E poi in una che tradisce non ci trovo poesia, e ti ripeto che è una grave malattia. La zoccolagine cronica, quando ti prende non ti molla più. E il tuo ragazzo che pena mi fa, che dalla porta non ci passa più. La zoccolagine cronica è una malattia diffusa ormai. Se vuoi capire se ce l'hai, guarda in faccia il tuo ragazzo, se sembra un cervo, contagiata sei.
Ho sentito dire che tra qualche anno il mondo finirà. Sono tutti preoccupati, ma per me sinceramente è una bella novità. Dicono che l'acqua si alzerà, tutto spazzerà, il sole brucerà di più. La terra tremerà, tutto cambierà, l'uomo non esisterà mai più. A me tutto ciò non mi spaventa affatto, ma La carrellata non la vuoi fare? La carrellata facciamo dopo. non mi preoccupa nemmeno il mio Ci personale. sono questi, capito? È la soggettiva. E poi devo venire un po'. Sì, tu devi guardare anche qua, perché tu è come se guardassi lui e dicessi no, fermati, Non capito? essere preoccupato se il mondo è incazzato, avrà le sue buone ragioni. No, da questa. Dai. Può sempre pensare che è bello guardare la fine di una stirpe di buffoni. Io chiedo a Dio se esiste, che prima di morire mi faccia vedere Si è asciugato. alcuni personaggi morti, in modo che prima di morire io possa Rolanina, ma pensa, definitivo. È andato là. Io me l'hanno scavato tutto. tutti gli altri scemi disperarsi. Aspetta, fermarsi. Va bene. Le case, i grattacieli, le ville e tutti gli edifici rovesciarsi. Ci resti una testata allucinante. Sei a posto, dimmi che se no. Minchia, raga. I politici, i filosofi, i meccanici e sì, pure i cantanti. Sarà bello pensare di essere anormale e di gioire della morte dell'uomo, sperando vivamente che l'evoluzione dei microrganismi non ne faccia uno nuovo. Vorrei veder soffrire tutti i giornalisti e i direttori dei giornali, che in tutta la vita non han fatto altro che riempirmi di tristezza il cuore. Vorrei veder morire piano tutte le persone che cercavano la propria identità, così che possano capire prima di morire che la vita non gliela darà.